Prova? Bene, torniamo su in linea, purtroppo è mancata la linea, pa quacket e poi dopo non si è tornata a innescare sul microfono, no che mi nanne qualche cosa sul computer, mi nanne, allora vediamo un po' che roba mi nanne, quando adesso lo leghere, e voi lo leghiamo su qui sul traduttore istantaneo, ecco qua. Ah, finché sta nato, vabbè, no. Bene, BCTV torniamo in linea, pare che già sia funzionando tutto, e uno danno del caso Epstein, crepe nel fronte maga, veramente prima uno danno sul market che sono ecco, nell'isola è vuoto, il negozio su 5, crisi senza fine, si rischia il deserto. E non hanno chi pro incentivare la compra in vita, Copesan, come BCTV, lanciare una proposta, insomma, un progetto del compra in vita, cioè praticamente una specie di gara, insomma, premiata, cioè viene premiato chi è dimostrato di avere comprato in vita, naturalmente a estrazione, cioè si collini sul riscontrino o ricollini da una certa cifra in poi di chi ha comprato in vita e viene fatta un'estrazione e chi è inget chi è estratto insomma inget un premio in modo tale che non sono incentivato a comprare in vita insomma tanto lo riscontrino non lo sono facendo niente tue basta te lo scollire, lo sponere in di una busta e lo sconsegnare a sa posta del compo in vita che poi ha da fare un'estrazione a da fare anche ingere qualche cosa a chi ha comprato in vita una maniera insomma può cercare di incentivare la gente a comprare in vita che appunto dimostra che in crescita solo ristoranti e bed and breakfast volano gli acquisti su internet è chiaro che uno non potete comprare sul ristorante o bed and breakfast in internet ma tutto il trasporto lo potete comprare quindi siccome abbiamo questa comodità di ordinare da Sacratea gente Sacratea poi ne soffre ne so Zalbutecas insomma che infatti sono tancanne in meta e non so, no che in vista insomma andiamo scarchire a ben tancato Parigi si lei si Buteca e così via e quindi non rendiamo conto proprio in pratica su chi è succedendo. Bene, andiamo all'ultimo capitolo, questa politica internazionale, caso Epstein, crepe nel fronte MAGA, cioè il fronte MAGA è il fronte che appoggia a Trump, che come è accusato insomma di aver praticamente partecipato seppur a questo commercio di sessuale minorile, insomma, ecco, di pedofilia. Trump rompe con l'ex fedelissima Graham, è una traditrice la Kramata, evidentemente, insomma, in qualche maniera il vessinna forasa e non riesce più a lo mantenere, il mondo maga si spacca, l'alta tensione sul caso Epstein scalda gli animi e manda allo scontro diretto Donald Trump e quella che era la sua alleata di ferro, Marjorie Taylor Greene. Che i rapporti tra i due non fossero idilliaci era chiaro da settimane, ma non tanto da lasciare immaginare uno strappo in diretta sui social. Ritiro il mio sostegno a Marjorie Taylor Greene, è una traditrice, ha detto, ha tuonato Trump nel suo social, Truth, in una serie di post infuocati in cui ha attribuito le critiche che la deputata gli ha di recente rivolto al fatto che non le rispondeva al telefono. Carte da pubblicare, la diretta interessata non è rimasta a farsi insultare e gli ha risposto per le rime. Mi attacca per dare un esempio e spaventare tutti gli altri repubblicani
prima del voto sui documenti di Epstein. È sorprendente quanto si stia battendo per fermare la pubblicazione delle carte. Taylor Greene è una delle deputate che ha firmato la petizione per costringere la Camera a votare sulla pubblicazione integrale dei documenti di Epstein in possesso del Dipartimento di Giustizia. Una firma che per Trump è stata un tradimento, andandosi a sommare alle recenti dure critiche della deputata ai repubblicani per la gestione dello showdown. E al presidente: non lo abbiamo eletto per viaggiare per il mondo e ricevere una lunga lista di leader stranieri alla Casa Bianca, ha detto Greene, esortando il suo partito a trovare una soluzione per l'Obamacare prima che i prezzi salgano con la fine dei sussidi e mettano ancora più in difficoltà gli americani. L'Obamacare è l'assistenza a chi ne ha bisogno, istituita da Obama, che Trump naturalmente che l'ha tirata e non la chiede più finanziare. Bene, andiamo da innanzi, la stretta sul velo, questo siamo in Iran, arrestare chi non lo vuole. Teheran, una nuova stretta sul Yab è steso su velo, in Iran arriva come un colpo di frusta, proprio mentre per la prima volta nella storia del paese una donna, Panis Fariusefi, dirige un'orchestra rigorosamente con i capelli coperti. Il capo della magistratura Gholam Hossein EIEI ha ordinato l'arresto immediato di chiunque promuova la rimozione del velo, accusando gruppi organizzati e affiliati a stranieri di voler diffondere anomalie sociali attraverso la propaganda della nudità, potete scrivere, finché tirare su velo è una nudità. Una direttiva che segna un brusco ritorno alla linea dura dopo mesi di incertezza su una legge che inaspriva le pene per le donne senza velo. Sospesa a dicembre, è da allora al centro di scontri istituzionali, divisioni religiose e proteste. E in questo quadro che si inserisce anche la notizia, trapelata grazie all'Organizzazione per i diritti umani ENGAV, della scomparsa di Anie Shariati Rudovci, una giovane atleta di Taekwondo, vista per l'ultima volta mentre si allenava senza Iyad a Teheran, cioè quindi cosa pure l'ha fatta scomparire. Non si comprende poi che la nudità sia permessa a solo femmine e a solo femmine no, cioè non si comprende questo motivo. La femmina non che possono tirare su velo caso non nudas. Los uomini invece sono che ne velo e non sono nudi. Boh, vai che tu non vedi questa diversità. Ucraina in bilico tra scandali e nuovi raid russi. Mosca attacca le ferrovie, Zelensky ora le riforme. Ma speriamo in buono. Il piano USA per dividere Gaza, Egitto è contrario, e poi viene la Russia che si interviene in questa cosa. L'inverno è alle porte e una Gaza martellata da nubifragi mostra tutte le sue ferite. Non cessa l'allarme per la situazione sul terreno nella striscia, mentre a livello diplomatico gli Stati Uniti si apprestano a presentare la loro risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, previsto per domani. Sono giorni decisivi per il futuro di Gaza e all'orizzonte acquista via via più concretezza la prospettiva di una sua divisione a metà, una parte sotto il controllo dell'IDF e un'altra sotto il controllo di Hamas a determinate condizioni. Cioè, forse non rendiamo conto del quanto il man a Gaza, badate bene che è 396 chilometri quadrati, cioè praticamente 40 km dell'Ungaria, però voglio che mostrare un attimo di qua che cosa cartina la abbaitiamo spari se può borrenne sconto del Canterman a questa cosa un attimo
riusciamo a live. No, non questi, no, ok. Devo cercare qua, preferiti camera, download. Schermate. Un attimo qua. È proprio necessario di vedere Carterman a Gaza, Ecco qua. Sara, condividi, la condividimos, ecco qua. Vediamo se sta arrivato. Non perché è arrivata, oh, sì. Ecco qua. Questa è Gaza, cioè questa è la Sardegna, Gaza è questo cantello dei nocche che l'ha proposto in nocche sopra, ecco, questa è Gaza. Questa dei nocche, non scusi, vorrei niente sconto. Questo è stato Israele e questa è la Palestina. Allora, Palestina compreso Gaza, allora Gaza sono 378 km quadrati, Palestina con Gaza, Zemizza è 28 km quadrati, Israele sono 22 mizza km quadrati, Israele è stato costruito. Allora, la Sardegna è 20 battomizza e 100 km quadrati, 60 battono via a Gaza, cioè da Gaza la Sardegna neanche 60 battono. Sa Palestina, compresa Gaza, neanche te battono via tanto, da Israele è 1,08 via stanto, cioè praticamente la Sardegna è più o meno canto Israele. Uno è la Sardegna 20 battomizza e Israele 22 mizza chilometri quadrati. Quindi pensate a sono Paco, cioè la che erano partite, cioè sono 60 batt, cioè 378 km quadrati, quindi 40 metri, 40 km dell'Ungaria e più o meno unici, non è manco unici dell'Argaria, insomma. E la che regalo partire in due. E in tutto questa striscetta di nuda, beh, tutto questa guerra e beh, tutto questo questione che è diventata mondiale. Ecco, comunque può vorrenne sconto, ecco, io ho piccato Gaza che l'ha proposta su a Sardegna. Ecco, questa macchietta bianca, il Gaza, questa è tutta la Sardegna. Canta il via, vista sta Gaza in Sardegna, 60 batto il via. Cioè praticamente Gaza è lunga che dai vizi in linea d'aria andiamo fino a, non lo so, a Ottana, non poco più da innanzi, andiamo fino a Ghilarza, ecco, una cosa del genere. E dell'Argaria è larga che da Inocche a Tennisco, a Siniscola, una cosa gai, ma manco. Eh? Va bene. Andiamo da innanzi, quindi questo l'abbiamo già visto. Siamo Sinocche, nuovi attacchi, questa è Nuova Sardegna, attacchi russi ai treni, 3.000 strutture danneggiate. Ucraina, Kiev reagisce distruggendo la strada per Pokrovsky, praticamente strada Pokrovsky è cosa in un verso russo sono in tranne a Pokrovsky e quindi si riforniana colonne tramite queste strade. È chiaro che poi strategicamente è conveniata la distruggere che hai Matteo Sappato. E vediamo Trump poi ha deciso dopo su Venezuela. Maduro chiede pace, è chiaro che Maduro come la Zapata porta aerei, pronto a lo bombardare ed è chiaro che il canne e comunque sale la tensione in Sud America. Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela tornano a crescere. Donald Trump, incalzato dai giornalisti mentre saliva sull'Air Force One diretto in Florida, ha confermato di aver preso una decisione sulle prossime mosse di Washington contro Caracas, senza però rivelare il contenuto. Una risposta evasiva che alimenta le ipotesi su un possibile intervento militare nel Mar dei Caraibi, dove la presenza navale americana viene letta dal governo venezuelano come una minaccia diretta
volta a provocare un cambio di regime. Penso che sia proprio questo l'intento di Trump, non è simpatico Maduro e quindi lui vuole cambiare, che si scusa, del narcotrafficante. Negli USA, caro vita sempre più alto e questo nei ruveniti dai soldati, Trump taglia i dazi sugli alimentari. La Casa Bianca riduce le tariffe su caffè, carne bovina, pomodori e banane, però non su quale su caso sardo. Chi resta a galo a Pagliasarto è chi scausarne una perdita di vendita, insomma, del suo caso sardo. Chi ha approvato bene a diapositiva però bis articoli sul giornale o minchia l'ha popolato o non l'ha selezionato e comunque come è troppo tardi e tancamos di voi. Bene, che tancamos in ocche e nos vamos a intendere torna a casa a stessa ora. Mi dispiace per questo disguido, ma non vi posso anche nulla, insomma. Quando manca questa linea, poi venne che poi dopo è difficile ripristinare l'esaudio.